Anche se in autunno la natura si prepara al letargo invernale, per il contadino non è mai tempo di riposo e con le vacche, sue fedeli compagne di fatica e di lavoro, inizia una nuova giornata. Una pianta finiva di vivere quando conveniva che questa lasciasse libero il campo ad una nuova coltivazione, perché la terra potesse dare ancora frutto. E così, appena terminata la raccolta del grano turco e dopo aver tagliato le canne, la terra era nuovamente lavorata, pronta per accogliere nuovi semi, il grano o frumento che dir si voglia. Nell'Italia settentrionale, a causa di un clima più rigido, veniva coltivato il grano tenero. Non tutti i contadini avevano i buoi e chi non li possedeva utilizzava le vacche. Attaccato l'aratro al timone e bardate le bestie col capestro in cuoio, si cominciava ad arare alla piana, spianando cioè i solchi della precedente coltivazione. Si passava poi l'erpice per sgualivar ben, ossia uniformare tutto il terreno. No, aspetta, dopo, se me non prima. Ecco. Fatte queste operazioni, si passava alla semina. Ecco, mettiamo avanti il sangue. Per garantire una giusta distanza fra le piante,
Era importante regolare la caduta dei chicchi. Alla fine, le catene avrebbero coperto i chicchi. Dai su. Dai. Gli animali, sudati, correvano il rischio di prendersi la bronchite e appena finito il lavoro venivano subito coperti con un telo di canapa. In questa maniera si cercava di proteggere e difendere il proprio patrimonio. Chi che ana vaqueta, lana bottegheta, si diceva. Ad ogni modo l'affetto prevaleva e allora poteva scapparci anche una carezza. Sistemati gli animali, ci si poteva ristorare con ambicer de vin, pom, codinze, offrendoli a chi era venuto a opera. Si sarebbe pensato poi a rendergli al tempo, restituendo al bisogno la manodopera. Come formai qua? Le condizie. Guarda già. Buono. Dai, cosa formai? Una patata tutto giù, dai. Questa. Però, bene. Noi come Parma, insomma, il gusto. Dai che tu a casa. E dopo la fatica, cosa c'era di meglio dell'acqua fresca di una fontana? E non si entrava nella stalla senza prima essere passati sotto un'energica ma amorevole strigliata che avrebbe reso pulito e liscio il pelo.